bellezza deve unire, non dividere. Quando siamo bene con noi stessi stiamo bene anche con gli altri, quindi diventa un fatto fondamentale, penso. Vedere che Bologna, orgoglio italiano direi a questo punto, sia al centro del mondo della cosmetica per qualche giorno, credo che sia un qualcosa su cui tutti dobbiamo riflettere in senso estremamente positivo e ci deve dare anche un po' di forza. Per me è molto bello essere qua stasera, poi è sempre affascinante vivere, come dire, il pubblico da vicino, confrontarsi con i giovani, abbiamo visto questi nuovi talenti appunto del beauty, poi dico sempre che la moda ha bisogno come supporto anche della bellezza, come make-up, come hair, nelle sfilate sono fondamentali, per cui le due cose vanno all'unisono. In questa galleria dove è presente la moda italiana è ancora più bello esserci. Bologna è una città molto vivace, anche molto giovane, ci sono molti studenti, e si vede anche nelle zone in cui siamo passati, e poi comunque è una città che ha un sacco di sorprese, perché negozi come questo, anche altri due che abbiamo visto, ma incredibile, il fatto di entrare nei negozi, ripeto, è importante, perché si parla sempre di supportare i negozi, di supportare i giovani, poi al momento buono spariscono tutti, almeno essere presenti fa bene. Prof è in corso, sta cercando di battere i record che ci siamo dati, ma stiamo già pensando al prossimo anno, perché questo è lo spettacolo e questo è il nostro lavoro a Bologna Fiere. Il prossimo anno sarà quello dell'Expo Universale in Italia, e allora abbiamo pensato già ad un messaggio che anche da Cosmoprof sia rivolto a tutto il mondo, e allora la nostra icona del Cosmoprof di marzo 2015 sarà davvero vestita dei colori di tutto il mondo e certamente anche con i profumi di tutto il mondo.